L'addio a Eleonora Chinello sarà celebrato sabato mattina alle 10:30 nella chiesa di Sant'Angelo di Piove di Sacco. Dopo l'autopsia, la procura ha dato il nulla osta alla restituzione ai familiari della salma della 14enne investita e uccisa lo scorso 28 ottobre mentre in bicicletta stava andando a prendere l'autobus per andare a scuola a Dolo. Guido Carlin, sindaco di Sant'Angelo di Piove, ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di sabato. Intanto proseguono le indagini per chiarire le cause della morte della studentessa. Oltre al 34enne conducente dell'auto che l'ha investita, è indagata per cooperazione in omicidio colposo anche la dottoressa 62enne intervenuta insieme alle infermiere dell'ambulanza di Piove di Sacco. La dottoressa non sarebbe nemmeno scesa dall'ambulanza, limitandosi a dire "fate voi". Le infermiere hanno così fatto rapporto ai vertici dell'USL 6. È stato grazie a una relazione assai circostanziata fatta dai nostri infermieri, da una nostra infermiera e da una della Croce Verde, che abbiamo potuto sporgere denuncia all'autorità giudiziaria nell'imminenza dei fatti. Non faremo sconti di nessun tipo in un caso come questo, se sarà accertata la responsabilità, come io credo che avverrà. La dottoressa Anna Maria Lamanna, 62enne originaria di Castel Volturno, attualmente medico di base nel Bellunese, fa parte di una cooperativa che lavora per l'USL 6 e non è una dottoressa cosiddetta a gettone. La differenza è che mentre i medici libero professionisti a gettoni ricadono nella piena responsabilità di gestione da parte dell'azienda, nel caso delle cooperative invece la responsabilità di gestione della cooperativa stessa, e i nostri rapporti riguardano uffici specifici che hanno rapporti diretti con i responsabili della cooperativa, ma non nella gestione diretta dei singoli professionisti. La sanitaria ha detto di non essersi bloccata davanti alla paziente, ma di aver capito quanto grave fosse la situazione e di aver richiesto un rinforzo immediato. Dopo quanto accaduto, però, la dottoressa è stata sospesa. Noi abbiamo chiesto cautelettivamente alla cooperativa la sospensione della dottoressa in attesa dell'accertamento dei fatti, a scopo anche precauzionale.